Noi abbiamo un R-Conti, ve lo confermo, di 1,12, vi do il dato, eh sì, si cresce. Non abbiamo ancora tassi di ospedalizzazione importanti perché abbiamo il 12% nelle terapie intensive e il 17% nei ricoveri. Zona arancione, due parole che nessuno vorrebbe sentire, ma è plausibile che con questi dati anche il Veneto finisca nella lista delle regioni sottoposte a limitazioni più stringenti. Con questi dati, con questa circolazione del virus, penso che sia verosimile, purtroppo, di ritornare a ballare un po', nel senso ballare in senso negativo, nel senso che in questo l'aereo comincerà ad avere delle turbolenze in volo. La situazione nazionale non è buona ed è in continua evoluzione verso l'arancione e il rosso. E di certo sono delle regioni che sono più in sofferenza di noi. Di certo è che a livello nazionale l'Italia si sta colorando sempre di più di arancione, arancione scuro e rosso, con dei viraggi sul rosso. Vedete che ormai ci sono delle realtà, penso all'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia che ha annunciato, la Lombardia, insomma mi sembra di capire adesso nelle diverse misure, nelle diverse dimensioni, con le diverse modalità, c'è l'azione sulle scuole, è un'azione in corso. A questo punto non resta che capire cosa accadrà alle scuole. Molti istituti hanno classi in quarantena e il rischio altissimo in questo momento è che si torni alla didattica a distanza. È innegabile che davanti a questa infezione la prima preoccupazione va dai ragazzi e alle loro famiglie e tutto quello che ne consegue.